Mi sa dire dove siamo? No, piazza 4 novembre, soltanto piazza. Piazza 4 novembre. Dove ci troviamo in questo momento? Questo è piazza 4 novembre. In piazza 4 novembre. Siamo in piazza 4 novembre. Piazza 4 novembre. Lei sa dirmi dove siamo, ovviamente, no? Come? Lei sa dirmi dove siamo, ovviamente. Certo, piazza 4 novembre. Piazza 4 novembre. Quindi Io abito poco distante da qui. Ho visto nascere la piazza quando era ancora a terra, non così. com'era la piazza a prima? Ci racconti? mettere le piantine e tutto. Com'era la piazza prima? Era molto diversa da adesso, frequentata da gente più comune, diciamo, che non erano addetti a fare i gradassi come c'è certa gente che la fa adesso. Prima venivo anche a piedi col mio cagnolino, perché qui è la zona migliore di Quarto. Piazza 4 novembre e tutti i dintorni è la miglior zona di Quarto, anche se le strade a volte sono un po' sfasciate, però... Come mai è la zona più bella di Quarto, piazza 4 novembre? La zona più bella di Quarto per me è qui. E noi, agata tutto, di ogni strada a volte stai in questa piazza. Agata ridotto noi, agata gente male, gente buona, giovanotti, anziani, agata di ogni maniera. E poi se vuoi vedere gente anziana di quelli veramente quartesi, dovete venire a piazza 4 novembre. E infatti siamo venuti qua. Eh? E infatti siamo venuti qua per intervistare Sì, dovete proprio lei. venire sempre qui, trovate tutta l'anzianità, la trovate in piazza 4 novembre. Detta Isargiolasa, sai cosa vuol dire Isargiolasa? No, non lo sappiamo. Vuol dire piazza delle aie, dove una volta portavano il grano e le fave, le ventolavano, le pestavano, le ventolavano e poi le riportavano a casa. Prima facevano la festa dell'unità, s'avesse unità, s'avesse avanti, e non c'è una sezione Bruso a Quarto, ma che avesse una sezione di partiti, andiamo e ci siamo ora, ci passiamo. Si entrava, si giocava a carte, ci passava l'ora e tutto, ma mica vuol dire, giocavamo se ci passai ora. E lei come la farebbe questa piazza? Un bel posto da sedersi bene, queste piante quando arriva l'inverno non fa più a passare qui, quindi. Ha qualche consiglio per il comune di Quarto, magari come migliorare questa piazza? Di dire al sindaco di venire a farsi una passeggiata e vedere di persona come si sta diventando questa piazza, piano piano, capito? Ci manca diciamo, il divertimento dei bambini che stanno nascendo oggi. Ma non vedo una cosa per un bambino, come fanno nelle piazze, c'è qualche, per divertirsi i bambini piccolini, scivoletti, qualche altalena, che molti paesi fuori li fanno queste cose, in mezzo alle piazze. Il pregio di questa piazza è che trovi sempre qualcuno. È bella perché ci sono varie tipologie di età. Trovi i ragazzini, trovi gli adulti e anche gli anziani. Infatti, secondo me, il nome che hanno dato a questo centro è proprio azzeccato perché si chiama Centro Socio-Educativo Intergenerazionale, che significa che va dai bambini che puoi vedere in questa stanza qua, sino agli anziani che vengono la mattina a fare delle attività. Venivano i carri che di come si chiama cose
carica grano, c'è anche come si chiama, la zona tutta. Era sempre pieno di carri. Di bue, di tutto c'era qui. C'era di tutto. In italiano c'era le Aie, Piazza delle Aie. E in sardo c'era i Sargiolas, a un portante trigo, faia, avena, tutte cose di potrei sadria portante. Il nord a Trionquante, poi ognuno si da portare a Monzoro. Poi da papà il suo guardo, poi da papà il nostro sicuro, il suo trigo con savai, si riviera al nostro puro. E il nostro picciochetto corremo salvato e quando c'è poi che qualcuno si dava poi crua, che ci via fame, intanto ci via fame. Questa vi era una piazza che veniva nell'antichità sentito delle persone anziane. Qui portavano le cose delle fave, per la paglia, tutte queste, facevano lo smistamento qui. Aveva questo ruolo importante anche per i contadini, era un punto di ritrovo, perché già dagli origini, ma io queste non le ho vissute, qua c'erano le Aie, Piazza 4 Novembre, i Giagiolas in sardo, le Aie, dove appunto c'era il ritrovo del grano, qua veniva smistato, eccetera. Più giù in via Fiume si vendevano i prodotti tipo fave, piselli, eccetera. Quindi è stato sempre un punto commerciale molto attivo, molto vivace, molto vivo, molto vivo. E la gente qua chiaramente veniva perché trovava un po' di tutto. Guarda, Mimo da più di 30 anni, vero? Qui c'era proprio un ritrovo dei muratori, manovali e anche contadini. Piazza Cantonò era proprio nominata per gli operai, era proprio una piazza di operai. Venivano qua magari dopo. No, era un ritrovo, pranzo. Si parlava, se volevi trovare un lavoro, Piazza 4 Novembre era un ritrovo. Gli impresari prima, quando c'era il lavoro, andavano a colpo di sicuro per cercare muratori. Sapevano che noi avevamo, prima di tutto c'era un bar storico, che lì era il bar degli operai, diciamo. Dei nomi, Campus, Bar Campus si chiamava. E quello era proprio un ritrovo dei muratori. Chi voleva traballare, si ebbe una giornata di traballo, bene, e noi a gattare, chi non fiammandrone a gattare una giornata di traballo. Ok. E lei da quanto la frequenta questa piazza? Io ho 67 anni, da 68 anni, perché la frequentavo quando mia madre era incinta, io ero nel grembo di mia madre veniva qui, quindi io già passeggiavo in Piazza 4 Novembre. E si ricorda un pochino com'era la piazza? Sì, era molto bella la piazza vissuta, qui c'era un bar, il famoso Bar Campus, e quella era una riunione di muratori, di operai, qui c'era, diciamo, il punto d'incontro. Era anche da un punto di vista commerciale era abbastanza valido come centro. Ecco. E poi qui c'era una piazza sempre vissuta. Ecco, ci parli più di questo Bar Campus? Questo Bar Campus è un bar storico a Quartu, conosciutissimo, ha fatto i suoi anni, i suoi lavori, poi chiaramente come tutte le attività hanno un calo e niente. E questo era un ritrovo di lavoratori, perché prima non c'erano i diversivi che ci sono oggi. Quindi la gente rientrava da lavoro e veniva qui al bar, e allora si incontravano, l'indomani mattina si incontravano sempre qui perché chi necessitava di manodopera, i muratori eccetera o piccoli costruttori, veniva qui perché sapevano che trovavano. C'era anche il coso dei trasporti, chi trasportava questi camioncini che vediamo adesso, prima erano più numerosi, perché era sempre qua il centro, oltre che anche in via Brigata, però qui era maggiormente frequentato. E lei quindi la piazza la frequenta da un po'? Ci sono nato. Posso dire che la piazza era così come la vedi adesso, solo che era molto più bassa ed aveva questi seggioloni in granito. Ci può parlare un pochino più di questi seggioloni? Cosa con diverse attività lavorative, tipo calzolaio, alimentari vari, un negozio di elettrodomestici, insomma, queste attività al momento molto attive.
Come la migliorerei? Ma guarda, non ti saprei dire come la migliorerei. Attualmente la migliorerei solo dal punto di vista delle pulizie. Per esempio, Soddisfacente. per esempio come migliorerebbe? Diciamo con un pochino di più sorveglianza notturna e diurna e più dedita alle pulizie della piazza, perché ultimamente la ritrovo molto sporca. Quindi come vorrebbe migliorare questa piazza? Cioè proprio nel senso di un difetto che ha la piazza? Bisogna migliorare un po' di più dal punto di vista culturale, cioè rilanciare, fare qualche attività, perché poi facendo certe cose si allontanano altre cose, perché se qui rimane così un po' sola, isolata, poi certe persone potrebbero impadronirsi della situazione o del posto. Magari, e invece se fai certe attività, rilanci, non lo so, mille cose, mostre, mercatini, alla fine chi potrebbe danneggiare l'ambiente si trova male, a disagio e magari si allontana. Ecco, io spero che il nostro caro sindaco Graziano Milia, che è sensibile a queste cose, dal punto di vista culturale è stato sempre una persona sensibile, ci penserà, non lo so, però ci sono anche problemi tecnici, logistici, di soldi, non è così semplice. Ecco, proporre è facile, farlo è diverso, è più difficile. Sicuramente questa piazza si potrebbe migliorare facendo una zona a traffico limitato, cioè lascerei senza auto, una piazza sostenibile, qui non può passare nessuno, i bambini possono venire in bicicletta, gli anziani possono camminare tranquilli senza essere investiti. Almeno sarebbe fare uno spazio tutto verde, togliere quelle mattonelle e fare aiuole gigantesche, fontane, giochi e gli spazi anche per gli anziani dove possono rigenerarsi. Ok, grazie mille. Signor Vincenzo, lei cosa faceva in questa piazza da bambino? Niente, giocavo. Beh, comunque fare qualcosa. Va bene, cosa giocavi? Altra cosa non c'è. Facevano tutte le feste, le facevano su questa piazza qua. Qualsiasi festa erano fatte qua. La festa di Sant'Elena, poi facevano i cavalli, come si chiamavano? Non me li ricordo. I pali, sì, no, Sparigli, Sparigli, le pariglie, sì, sì. Quali sono i pregi e i difetti di questa piazza? Cosa le piace di questa piazza? Di questa piazza? Sì. Ci trovo tutti i miei amici in questa piazza, perché qui anche se non è amico, a forza di rimanere qui e venire, diventa amico obbligatorio. Si mette vicino, parla con uno, domani con un altro e così si diventa amici. Tutti, guarda, c'è gente giocando a carte lì in fondo, più avanti vai e li trovi seduti sul banco e ce n'è che giocano a carta sul banco.
Ai 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 ai. Quanti anni conto? Ne conto 88. Vabbè, già 90. Ne mancano Salve. 2 a 90. Come si chiama lei? Quando faccio 90 anni ti chiamo e mi devi fare la torta. Adesso i vari un servizio da mettere su internet di festeggiamento, non sa tu. No, mi deve fare la torta lui. Voglio una bella torta a 90 anni. Lei quanti anni ha?